Zaia, Malagò, Giorgetti insieme a Spresiano sul piatto la partita delle Olimpiadi invernali. Zaia, non averle a Cortina sarebbe un lutto. Giorgetti lunedì incontrerà i sindaci delle 3 città candidate. Tragedia nel cortile di un'abitazione di Camisano Vicentino, pensionato 76enne muore schiacciato da un tubo d'acciaio della macchina idraulica che stava riparando. Tragiche escursioni nel Bellunese per 2 pensionati che andavano a funghi. A Pieve di Cadore è morto un 71enne veneziano, a Marziaia ha perso la vita un 70enne del posto. È ricoverato in gravissime condizioni l'uomo accoltellato ieri pomeriggio davanti all'ospedale dell'Angelo di Mestre, bloccato dalla polizia un marocchino. Paura stamane al liceo Canova di Treviso per una misteriosa polvere irritante nell'aria della scuola. Evacuato l'edificio, 5 studenti finiscono al pronto soccorso. Caos all'aeroporto di Venezia con atterraggi dirottati su Treviso e disagi anche al Canova. È accaduto ieri sera a causa dell'inaspettata nebbia fuori stagione sopra il cielo di Tessera. Una nuova mostra multimediale per raccontare la vita di Sant'Antonio. Antonius è quella inaugurata oggi al Santo di Padova. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antenna 3 dal 18 settembre, il martedì e mercoledì. La nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il governatore Luca Zaia, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, insieme questa mattina a Spresiano alla posa della prima pietra del nuovo velodromo. Inevitabile parlare delle Olimpiadi invernali in queste giornate che sono decisive da qui al 19 settembre per la candidatura italiana che comprende anche Cortina. Siamo in grado, sottosegretario, di far bella figura al Paese, abbiamo tutto il territorio motivato e non avere le Olimpiadi per noi sarebbe un lutto nazionale, quindi non ce lo possiamo permettere, quindi confidiamo sull'opera del sottosegretario, è riconosciuto come grande mediatore, in questo caso lo deve fare fino in fondo. Olimpiadi invernali 2026, Zaia ci crede e a Spresiano, dal palco della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo velodromo, di fronte al presidente del CONI Giovanni Malagò, affida al sottosegretario Giancarlo Giorgetti il compito di far arrivare in porto la candidatura di Cortina e del tridente che compone insieme a Milano e Torino, contando anche sul fatto che le candidature si riducono di settimana in settimana, in forse a causa del terremoto anche quella di Sapporo in Giappone. Noi siamo per il tridente, siamo per questo progetto con Cortina, Torino e Milano e siamo per sostenere il dossier. Il dossier prevede lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, tutti a Cortina. Giorgetti è grande mediatore in questa partita, confidiamo su di lui è una persona in gamba e saprà portare fuori questa candidatura che peraltro ha tutte le carte in regola per portare a casa poi l'investitura per l'Italia, visto e considerato che si sta affievolendo il gruppo dei nostri competitors, perché sembra che anche il Giappone si stia ritirando. Malagò si sfila dalla polemica sul nome nata in queste ore con la fuga in avanti di Milano, problema a breve risolto, dice. Comunque il 19 a Losanna, quando andrà ratificata la proposta di candidatura, non sarà necessario presentarlo. Rassicurazioni arrivano dal sottosegretario Giorgetti, che lunedì incontrerà i 3 sindaci delle città italiane coinvolte, che dovranno ribadire o ritirare la propria disponibilità. Secondo me ci sono molte più certezze che dubbi, speriamo che questi dubbi si eliminino nelle prossime ore, che poi insomma sono argomenti trattati con molta serenità e direi anche propositività durante l'incontro fatto a Palazzo Chigi all'inizio della settimana. Possibile una nuova assegnazione? Non mi sento di escluderlo per niente. Zaia si affida dunque al sottosegretario con delega allo sport Giorgetti, è lui il grande tessitore di queste battute finali in vista della ratifica della candidatura olimpica. Sentiamo. Entro lunedì ho chiesto ai 3 sindaci di ufficializzare la loro disponibilità rispetto allo schema proposto dal CONI di cui abbiamo discusso in settimana e quindi in funzione delle loro determinazioni poi prenderemo una decisione, nel senso che o c'è una comunanza di intenti, l'abbiamo detto sin dall'inizio, il progetto deve essere low cost, senza sprechi, ma soprattutto le 3 città coinvolte devono andare d'accordo tra di loro, poi il governo e il CONI ci mettono del loro. Quindi lunedì tireremo le somme e diremo
definitivamente qual è la posizione, in modo che il CONI possa il 19 settembre portarla a Losanna al CIO. Lei è fiducioso o pessimista? Non sono né fiducioso né pessimista, sono realista, so le regole della politica e quindi capisco che mettere d'accordo tante teste e tanti partiti non è semplice, però ci stiamo provando. La cronaca, ora andiamo nel Vicentino perché c'è stato un tragico incidente oggi a Camisano Vicentino, un pensionato ha perso la vita schiacciato dalla macchina idraulica che stava cercando di riparare, sentiamo. È caduto in un attimo il destino tragico che non ha permesso ad un pensionato di 76 anni di Camisano di scampare a quell'enorme tubo di acciaio caduto proprio sopra la sua testa. È morto oggi in tarda mattinata nel cortile della sua abitazione in via Mancamento a causa di un trauma cranico da schiacciamento causato proprio dalla macchina idraulica che stava cercando di riparare. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è stato soccorso immediatamente dai sanitari del SUEM, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Camisano che hanno escluso la responsabilità di terzi. Tragiche escursioni in montagna, un uomo di 70 anni residente a Marziai è stato ritrovato morto ieri sera dopo un'escursione per cercare funghi. Il 118 aveva allertato il soccorso alpino di Feltre per il mancato rientro a casa dell'anziano. Purtroppo il suo corpo senza vita è stato ritrovato poco dopo, non lontano da dove era stata rinvenuta la sua vettura. E questa mattina il 118 è stato nuovamente allertato a Pieve di Cadore per un uomo rinvenuto esanime in mezzo al bosco in località Prapiccolo verso il rifugio Antelao. Si tratta di un pensionato 71enne veneziano che faceva parte di un gruppo di 5 persone partite questa mattina per andare a Funghi. È stato proprio uno dei compagni a trovarlo riverso a terra e a dare l'allarme. Purtroppo, nonostante i soccorsi per l'anziano, non c'è stato nulla da fare. E continuiamo con la cronaca e con gli aggiornamenti in merito alla violenta aggressione che si è verificata ieri pomeriggio davanti all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sentiamo. Non volevo ucciderlo, l'ho colpito alla gola con il coltello in un raptus di rabbia. Queste le parole del 32enne romeno ai poliziotti dopo l'aggressione a un coetaneo connazionale ieri pomeriggio a Mestre nel bus ACTV in sosta al terminal nel piazzale dell'ospedale dell'Angelo di fronte alla portineria. Il romeno, inseguito dopo il fatto verso le 16:30 dai poliziotti delle 3 pattuglie delle volanti che dopo aver sentito diversi testimoni lo hanno fermato in evidente stato di shock mentre scappava sempre lungo via Paccagnella con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue. L'accoltellamento con un colpo dritto alla giugolare è scaturito dopo una violenta lite per futili motivi. Oggi l'accoltellato si trova sempre ricoverato in rianimazione nello stesso ospedale dove verrà tenuto in osservazione ancora per i prossimi 2 giorni, dopo i quali verrà sciolta la prognosi. La vittima dopo il fatto è stata subito soccorsa e immediatamente operata verso le 17 per salvarla da morte per dissanguamento. Delicatissimo l'intervento e protrattosi per più di 4 ore. Per il suo aggressore si attende ora la convalida del fermo, che si tramuterà per lui in arresto. Scuola evacuata in 5 al pronto soccorso, forse per uno spray urticante spruzzato nell'aria, accaduto questa mattina al liceo classico Canova di Treviso. Sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco e ci hanno fatto restare fuori da scuola. 5 persone, 3 studenti e 2 insegnanti si sono sentiti male, finendo addirittura al pronto soccorso. L'episodio è accaduto questa mattina, quando gli studenti stavano per entrare nelle classi per frequentare la prima ora nella succursale del liceo classico Canova di Treviso, lungo via Mura Sant'Eonisto. Allora, io ero là più o meno e c'erano gli insegnanti che erano davanti alle entrate, non hanno fatto entrare nessuno e dopo ci hanno fatto spostare in sede centrale, sono arrivati i camion dei vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati gli stessi studenti appena entrati nell'androne della scuola quando hanno percepito la sostanza urticante nell'aria, la cui origine è ora al vaglio di vigili del fuoco e polizia locale intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del SUEM 118. L'edificio è stato evacuato e ragazzi e professori hanno atteso in strada un paio d'ore prima di poter rientrare in classe.
tutti quelli della succursale spostati in centrale. Dovevamo entrare, poi ci avevano detto di spostarci davanti alla sede centrale, poi sono cominciati ad arrivare il camion dei vigili del fuoco, polizia. Gli studenti manifestavano irritazione a naso e gola e problemi respiratori. Appena si sono sentiti un po' male, diciamo, sono subito usciti, poi sono arrivate 3 ambulanze. Senti, e cosa ne pensate di questo gesto? Ma è stato molto scorretto. Penso che sia stato un fatto assolutamente inopportuno e non si dovrebbe mai fare una cosa del genere, soprattutto in una scuola, perché è pericoloso per le persone. Si sta ora cercando di capire quale possa essere stata la causa del malessere che ha colpito gli studenti. Non si esclude la bravata, e cioè che qualcuno possa aver spruzzato dello spray urticante per far sospendere le lezioni. Bravata o no, la polizia locale è pronta a denunciare gli autori per procurato allarme. Caos voli all'aeroporto di Venezia con atterraggi dirottati su Treviso e forti ripercussioni anche al Canova. È accaduto ieri sera a causa dell'inaspettata nebbia fuori stagione sopra il cielo di Tessera. Sentiamo. Nebbia fitta su Venezia e atterraggi dirottati a Treviso per via della scarsa visibilità. Il blackout aereo del Marco Polo è durato fino oltre alle 11 del mattino di ieri, con fortissimi disagi che da Venezia si sono spostati su Treviso, anche con gravi ripercussioni al traffico attorno al Canova, dove erano tutti fermi in coda in cerca di un parcheggio auto che non si trovava, visto che gli esistenti risultavano essere insufficienti per l'inaspettata moltitudine di gente costretta a migrare a Treviso. E ai disagi dei passeggeri si sono uniti anche quelli dei vettori, che fanno la spola tra la destinazione e Verberaggio, perché il ritardo ha causato una sorta di reazione a catena che si è protratta per tutta la giornata. A protestare i passeggeri del volo Catania-Venezia di Volotea delle 19:15 alle 23 doveva ancora arrivare, con centinaia di passeggeri in attesa, tra i quali anche anziani in carrozzine e bambini. Qualcuno particolarmente arrabbiato, anche per la carenza di informazione che era in attesa, ha pure chiamato la polizia e ci sono stati attimi di forte tensione, come confermato da questo post pubblicato sui social da uno dei 150 passeggeri. Come loro furiosi anche i passeggeri di altri voli che si sono ritrovati nelle stesse condizioni, con i disagi causati sempre dalla mancanza di informazioni. A tutti è stato chiesto di portare un po' di pazienza in attesa che la nebbia si diradasse. Vero è che il caldo torrido di queste ore che ha causato la nebbia fuori stagione è previsto anche per tutta la prossima settimana, con picchi di temperature nuovamente fuori scala, vale a dire che non è escluso che ci possano essere mattinate fotocopia a quella di ieri. Meglio saperlo con anticipo. Torniamo ora nel Vicentino con la cronaca, perché è stata davvero una nottata di violenza in 2 bar del Vicentino. Cominciamo dal primo episodio che si è verificato a Tiene, gravemente ferito il barista del Bar Sport. Sentiamo. Frattura al naso, lesioni gravissime all'occhio, una prognosi di 40 giorni. La foto della vittima di questa brutale aggressione corre sul web, postata dal consigliere comunale Christian Azzolin per testimoniare e denunciare la gravità di quanto accaduto. Un giovane barista è stato preso violentemente a pugni in faccia da 2 ragazzini appena maggiorenni che visibilmente ubriachi si erano avventati dentro al bar Sport che aderiva quella sera alla festa del Buon Rientro. Volevano ballare in un'area nemmeno accessibile al pubblico e sono stati per questo ripresi e fatti uscire. Un'umiliazione che evidentemente i 2 non hanno accettato e così sono tornati alla carica aggredendo il barista facendolo cadere a terra per poi fuggire. I 2 hanno addirittura rischiato il linciaggio. 2 volontari dell'associazione Cronos li hanno inseguiti, hanno chiamato i carabinieri. La Gazzella li ha trovati in via Chilesotti. Il 18enne che ha sferrato il pugno è stato arrestato per lesioni aggravate. L'amico è stato riaccompagnato a casa. L'intero comune ora si stringe attorno a quel barista ferito. Ed un altro barista è stato ferito ieri sera a Schio nella notte brava di 2 magrebini, bloccata fortunatamente dai carabinieri. I 2 ieri sera hanno prima ferito a bottigliate un barista provocandogli lesioni al collo e al volto, poi hanno rapinato una coppia di fidanzati che stava passeggiando derubandoli del cellulare. I 2 magrebini sono stati arrestati dai carabinieri chiamati da alcuni testimoni. 2 che hanno 25 e 18 anni, sono residenti a Schio e sono già noti alle forze dell'ordine. Entrambi sono stati arrestati.
Residenza anagrafica ai migranti, una sindaca del Padovano si ribella e scrive al ministro Salvini, sentiamo. Non è possibile che un comune si faccia carico anche del sostegno socio-sanitario dei migranti. La questione carte d'identità ai richiedenti asilo venne sollevata un anno fa con l'allora ministro Minniti dal sindaco di Bagnoli. E ci risiamo. Ancora una volta l'Altolà arriva da nord-est. Siamo nel comune padovano di Montagnana e la sindaca ribelle si chiama Loredana Borghesan. Il primo cittadino non ci sta. Prende carta e penna e scrive, questa volta al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oggetto del contendere appunto la residenza anagrafica ai richiedenti asilo, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ottenuto lo status di rifugiato. Il primo cittadino, per legge, a fronte di una richiesta, ha l'obbligo di rilasciare il documento d'identità ai migranti che si trovano nello status temporaneo di richiedente asilo nel suo comune. Secondo la sindaca, la situazione presto potrebbe degenerare. Non ci sono risorse economiche. In questi tempi di magra, con casse allo stremo, anche il primo cittadino di Montagnana ne fa una questione economica. Certificare una residenza, spiega Borghesan, significa di fatto determinare il via libera a eventuali o future richieste di contributi, assegni di maternità, case popolari, assistenza domiciliare. Per il sindaco è sostanzialmente un problema di equità, perché un giorno non ne nasca la più classica guerra fra poveri. Linea alla regia, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Bassano, dove questa mattina è stata inaugurata un'aula nella scuola frequentata da Milena Bianchi, la giovane bassanese scomparsa e poi ritrovata morta in Tunisia oltre 20 anni fa. Vediamo. Una targa e un'aula riservata a persone con disabilità nella stessa scuola che lei, Milena Bianchi, aveva frequentato, l'Istituto Einaudi di Bassano. Sono trascorsi 23 anni dalla terribile storia di Milena, la studentessa bassanese di 21 anni scomparsa in Tunisia durante una vacanza e trovata cadavere 16 mesi più tardi, uccisa barbaramente. Lei, figlia unica di Gilda Milani e Bertillo Bianchi, i genitori mossero le montagne per trovare il vero colpevole, per capire chi avesse assassinato la loro ragazza. Gilda, madre coraggio, è tra i fondatori di Penelope, l'associazione nazionale che si occupa di ricerca delle persone scomparse. I numeri sono agghiaccianti. Dal 1974 ad oggi in Italia sono quasi 59.000 le persone sparite e mai più ritrovate, soprattutto donne. Scomparse, ammazzate, annientate. Quello che accomuna agli scomparsi è il distacco delle istituzioni, la lontananza o peggio la voragine, la superficialità del sistema nell'affrontare la questione. Rispetto a questa tematica, perché si è sempre considerato lo scomparso come uno che si è allontanato volontariamente e quindi come tale non andava ricercato. La storia di questi ultimi anni ha dimostrato purtroppo che moltissime sono state vittime di reati gravissimi e quindi se fossero stati cercati probabilmente non sarebbero stati ammazzati. Per Gilda Milani un momento di forte emozione, ma trova la forza di parlare ai giovani. La scomparsa, come abbiamo detto, è alle porte per tutti, non è che sia capitato a Milena o capitato all'altra, alla figlia della Marisa, può capitare a tutti. Quindi l'importante è che questi ragazzi capiscano l'importanza e che ne parlino. E per ricordare Milena anche una borsa di studio. Mi è venuto dal cuore, l'ho fatta più che con il cuore, anche perché spero che sia di aiuto per una persona che magari ha bisogno. Sulla targa, in memoria di Milena Bianchi, una frase dal suo diario: non perdere mai l'energia anche quando tutto sembra andare per il verso sbagliato e non riesce a intravedere alcuno spiraglio di luce. Continua ad avere fede, perché un giorno la perseveranza sarà ripagata, ne sono certa. Ci spostiamo ora nel Padovano, nel canale Battaglia Terme, canale che troppo spesso assume l'aspetto di una discarica. Qui arriva tutta la sporcizia da Padova, diciamo da nord Padova e tutti i comuni attraversati dall'asta del canale Battaglia, e da sud da Monselice, a est dal canale Bisato, quindi tutta la zona ovest dei Colli Euganei.
Le polemiche scoppiate per il battello turistico rimasto incagliato tra i rifiuti galleggianti all'arco di mezzo di Battaglia Terme non devono sorprendere. Lo stato vergognoso e incredibile nel quale versa il canale a Battaglia Terme era già stato denunciato ai nostri microfoni dal sindaco Massimo Momolo esattamente un anno fa. Una situazione inaccettabile di suo, ancora di più in un territorio a vocazione turistica, dalle terme a luoghi molto visitati come il Castello del Cataio e le ville disseminate nei comuni confinanti fino ad Arquà Petrarca. E da Montegrotto arriva la prima mano tesa per risolvere questa situazione. Affrontare questa tematica, che è annosa e ben conosciuta, serve una solidarietà tra sindaci, perché non ci si trovi alla fine, non si trovi semplicemente il comune di Battaglia ad affrontare un problema che è molto più grande di quello che può affrontare un piccolo comune. Per quello che riguarda il suo comune, lei prenderà quindi provvedimenti? Assolutamente sì, è già in programma un incontro, una riunione con il sindaco di Battaglia per capire in che forma e in che quantità il comune di Montegrotto può contribuire. Montegrotto intende farsi portavoce del problema all'organizzazione di gestione della destinazione Terme e Colli Euganei. Assieme a Battaglia ci faremo voce perché ogni comune possa fare la propria parte e perché anche le categorie imprenditoriali possano contribuire per risolvere un problema che, a mio modo di vedere, deve essere considerato anche dagli organi sovraordinati. Una nuova mostra multimediale per raccontare la vita di Sant'Antonio, quella inaugurata oggi a Padova. Vediamo. Un selfie col santo, un film sensoriale, una immersione nella storia e nella spiritualità, i passi di un comunicatore ante litteram, un Sant'Antonio 4.0 raccontato in un percorso multimediale. È Antonius, mostra inaugurata sabato 15 settembre al Sant'Antonio di Padova. Si narra del piccolo Fernando, dei suoi studi e dei viaggi che lo fecero diventare Fra Antonio, attraverso i racconti della madre, di Fra Marcello, San Francesco o il Beato Belludi, e poi Sant'Antonio oggi tra i giovani, gli ultimi e l'editoria, perché c'è anche un messaggero che compie 120 anni. 1000 metri quadrati d'esposizione dove si coniugano l'arte con la moderna spiritualità antoniana. Attraverso una modalità che chiamiamo immersiva, il devoto, chi parteciperà a questa mostra, avrà la possibilità di conoscere il santo, di entrare anche un momentino nel suo messaggio, di sentirlo attuale, di sentirsi anche provocato. Lo spettatore si deve aspettare soprattutto un'immersione in quello che è il mondo di Antonio e in quelle che sono le opere antoniane. Un'immersione che però vuol dire anche contemplazione, vuol dire anche emozione. Nella seconda sala c'è il messaggio di Sant'Antonio, ancora vivo ed estremamente attuale, declinato nelle sue attività con la gente. E qui viene posta un'attenzione esagerata quasi agli altorilievi che adornano la sua tomba, poco visibili ai più. Li abbiamo voluti riportare a quell'attualità che sempre hanno, facendo capire appunto alle persone il richiamo alle opere attuali dei frati attraverso gli altorilievi. Una mostra fatta di immagini, voci e suoni che culmina nel il selfie, con sfondi del tutto unici come il chiostro del noviziato, luogo normalmente inaccessibile al pubblico, oppure con il santo visto direttamente dal terrazzo del Messaggero, dove si affacciò anche Papa Giovanni Paolo II qualche anno fa. Il Messaggero di Sant'Antonio, che compie i suoi 120 anni, è un po' la punta di diamante della capacità comunicativa che attraverso Sant'Antonio abbiamo cercato di ereditare. Ed ora un importante appuntamento con la programmazione di Antenna 3, appuntamento con lo sport, perché da martedì prossimo la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Inizia la partita! Fabio Pietà, professore, gioca, dovete farli fuori senza... Il grande calcio su Antenna 3 tutti i martedì e mercoledì a partire dal 18 settembre. La Champions League torna in TV. Qui Studio a voi Stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva arriva in prima serata su Antenna 3. Dopo 20:10 e l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio, nella popolare
spettacolare trasmissione tantissimi ospiti, grandi firme delle maggiori testate sportive nazionali, ex calciatori, allenatori, commentatori, campioni, per una serata tutta dedicata al grande calcio, con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Si parte dunque martedì 18 settembre con un appuntamento che ci accompagnerà ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. Ed era questo l'ultimo servizio. In chiusura le previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, giornata ancora con sole prevalente su quasi tutto il territorio delle nostre regioni, con qualche nube sparsa. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà oggi sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare i rilievi alpini e prealpini specie durante le ore pomeridiane, ma senza particolari conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 24 e 29 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Ancora una giornata soleggiata su questa regione con cielo pressoché sereno un po' su tutto il territorio, senza particolari disturbi. Diamo un'occhiata anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 19 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni di stabilità nella giornata odierna su questa regione. Ampio soleggiamento sia pure con qualche foschia nelle vallate al mattino e con isolati addensamenti pomeridiani sui rilievi. Andiamo a vedere anche le temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 19 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 27 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.